è lei, solo Sofia. Buonasera a tutti. Per il secondo brano mi sposterò al pianoforte, è un brano che ho scritto nella speranza di dare luce a quelli che secondo me sono dei diritti basilari e che riguardano le donne. Buon ascolto. Mi sento soffocare la paura, mi guardo le gambe pesanti, ecco la stecca d'acqua, sto cercando di calmarmi, tu vuoi farmi scomparire, che futuro vuoi che abbia, se poi non posso decidere, cerco di restare sola, perché penso sopravvivere, è la storia che racconto.
è una puttana, non so neanche di che padre. A lei piaceva, ma io volevo quello. Per non capire se l'ha dato il Padre Eterno. È la voce dell'Italia oppure siamo già all'inferno. E io dico basta adesso mi è concesso di dire basta adesso basta spesso. Tu l'arca addosso che non mi è permesso decidere per il mio corpo adesso mi è concesso. Con la testa che mi scoppia, a te questo non importa. Il corpo piange che ogni goccia mentre io mi sento morta. Se questa è la mia scelta, non difficilmente presa, forse non sarò contenta, ma mi sento più leggera. È la storia che racconta, non mi farà un po' contenta quella donna, quella stronza. Se qualcuno se la scopa devo solo ringraziare. Quella è una puttana, non so neanche di che parla. A lei piaceva, ma io volevo quello. Per me non capire se l'ho dato il Padre Eterno. È la voce dell'Italia eppure siamo già all'inferno. E io dico basta adesso mi è concesso di dire basta adesso basta spesso. Di l'arca addosso che non mi è permesso decidere per il mio corpo adesso mi è concesso. 1978, meglio tardi che mai, qualcuno se n'è accorto che una donna vuol dare voce al suo corpo, ribalterebbe il mondo intero anche fosse in disaccordo. E non vorrei mettere al mondo una vita per farla soffrire, quelle che non toccherà mai il fondo e poi quelle che mentire. Io dico basta adesso mi è concesso di dire basta adesso basta spesso. Tu l'arca addosso che non mi è permesso decidere per il mio corpo adesso mi è concesso, mi è concesso. Dall'emozione mi stavo giusto dimenticando di fare i sentiti ringraziamenti. Allora, innanzitutto sono stati 3 giorni fantastici, quindi ci tengo a ringraziare Piero Marras per avermi invitato, grazie di cuore. E Giacomo, grazie mille anche a te. Vorrei ringraziare i miei compagni di viaggio e i miei colleghi perché è stata veramente un'esperienza fantastica, anche grazie a loro. Sono contenta e spero che nascano successive collaborazioni. Grazie di cuore, grazie a voi. E grazie a Sofia, a